Minacciato con almeno una pistola, legato imbavagliato nel suo negozio, una gioielleria nel cuore di Stra, piena Riviera del Brenta. Minuti di terrore per Gianni Simeonato, titolare di un negozio di preziosi molto conosciuto nella zona. È passato da pochi minuti in mezzogiorno, quando, ignaro, l'uomo fa entrare due clienti che già gli hanno fatto visita. I due, un forte accento meridionale, prima fingono di guardare con interesse alcuni oggetti, poi tirano fuori una pistola, lo bloccano e lo legano. Uno dei due rapinatori fa entrare un terzo complice, un quarto aspetta in strada e in pochi attimi ripuliscono il negozio, svuotano le vetrine, aprono i cassetti, portano via tutto il lavoro di una vita. Uno dei rapinatori si impadronisce persino del registratore della telecamera. Un quarto d'ora circa, poi la fuga. Gianni Simeonato a terra reagisce, si alza, si slega, chiama il 112. I carabinieri arrivano in pochi minuti, iniziano a compiere meticolosi rilievi all'interno, increduli i residenti che non si sono accorti di nulla. Io ho avuto dei rapine altre volte, ma proprio adesso ya tocco non si sentiva niente. Non lasciano nulla al caso i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Chioggia, che per ore sono rimasti all'interno del negozio, repertando ogni possibile indizio e ascoltando il racconto lucido di Gianni Simeonato. Una cittadina tranquilla, Stra, ma tra la gente cresce la paura. Insomma, dai, a sera si vede più fuori, ma di giorno insomma c'è sempre gente in giro tanta. È una zona tranquilla questa, di solito. Insomma, c'è tanta genitalia. Vengo fuori in compagnia oppure se non rimango a casa è tutta chiusa. Ma pensava a una rapina a mezzogiorno? Ingente il bottino del colpo, che secondo le prime stime si aggirerebbe sugli 80.000 euro.